Ciao ragazzi, quando si entra in una sala di stagionatura come questa, si viene immediatamente a contatto con una parte significativa di storia della Lessinia, che è la storia legata alla produzione del formaggio monteveronese, ancora oggi, proprio come un tempo, gestita direttamente dalle famiglie. Sono loro le protagoniste dirette della produzione di questo formaggio. Oggi sono venuto a trovare i Gardoni, una famiglia storica di Rovere Veronese che vive qui praticamente da sempre e che ha nella produzione del Monte Veronese uno dei simboli della propria attività di trasformazione del latte. Hanno fatto una scelta i due fratelli giovani, Davide e Nicola, quella di avvalersi di un forte supporto tecnologico, anche se questo non ha minato i caratteri di base nella produzione del formaggio, ovvero la qualità del latte e soprattutto l'abilità del casaro. E partiamo da lì per poi andare a ritroso, perché la storia è veramente interessante, la storia della loro famiglia che ha permesso loro di arrivare a tutto questo. La materia prima, chiaramente, quella è il latte, è la roba principale. Senza il latte ovviamente non si produce formaggio e soprattutto da un cattivo latte uscirà sempre un cattivo formaggio, quindi bisogna sempre, ed è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, lavorare tanto sulla qualità del latte e quindi quotidianamente controlliamo che il latte vada bene e abbiamo un rapporto diretto e più che decennale con i nostri fornitori di latte. Che sono di dove? Sono tutti ubicati nel nostro comune, qui di Rovere Veronese, e pensa che la stalla più distante è a 7 km dal nostro caseificio. Ah, però? Sì. Quindi sono anche stalle di dimensioni, immagino, medio-piccole, che però continuano a vivere grazie al vostro lavoro. Speriamo anche grazie sicuramente al nostro lavoro, anzi questo diciamo sarebbe un po' la nostra missione, quella di dare valore alla filiera e fare in modo di valorizzare il territorio mettendoci del nostro il più possibile, insomma. Anche perché se qui spariscono gli allevatori e gli agricoltori, appunto sparisce il latte e di conseguenza possiamo anche tremare anche noi. Sparisce anche la fruibilità della Lessinia, che è bella per le escursioni soprattutto, oltre che per la gastronomia. Beh, diciamo che la Lessinia ritengo che è tenuta in piedi proprio dall'attività quotidiana degli allevatori. Il settore dell'agricoltura chiaramente la fa da dominante in Lessinia. Se non c'è la mano dell'allevatore che tiene pulito il prato, poi ne risente il paesaggio e di conseguenza il turismo. C'è una figura chiave nella vita professionale e anche umana di Davide e di Nicola ed è la figura di Amadio Comerlati, personaggio tra l'altro molto conosciuto qui a Rovere Veronese perché è stato sindaco per diversi mandati. È stato lui a infondere in Davide la passione per questo mestiere, una passione che lui ha ereditato ascoltando il racconto del suo prozio quando ancora in Lessinia all'interno di ciascuna contrada c'era il famoso baito, quello dove si portava il latte che veniva trasformato ed era un elemento che poteva garantire la sopravvivenza delle famiglie, quando ogni famiglia aveva la propria piccola stalletta, aveva la piccola produzione di latte che veniva quindi trasformato. Sono partiti da lì, poi a un certo punto c'è stata la trasformazione e l'evoluzione in un caseificio, ma è più bello ascoltarla da lui questa storia. Voi non nascete trasformatori, Davide, o sbaglio? Sì, no, in effetti diciamo che la nostra storia parte dal commercializzare il formaggio. Stiamo parlando degli anni 60-70 in cui le nostre contrade ogni contrada c'era il baito, quindi si produceva il formaggio e diciamo che il nostro prozio, Amadio Comerlati, lui lo acquistava per poi commercializzarlo al tempo nella zona del Bresciano. Cosa è successo? Poi questi baiti con il passare degli anni hanno iniziato a chiudere e quindi lo zio insieme a mio papà hanno deciso di buttarsi proprio, di lanciarsi nel dire ok, diventiamo anche noi produttori. Sapevano cosa voleva dire fare il formaggio perché nascevano da produttori latte e comunque trasformavano nel baito della contrada, però hanno deciso di fare il passo, di fare il caseificio. Quindi avete una radice familiare e culturale legata al formaggio? Sì, assolutamente, ma quello anche bisogna andare indietro ancora di più. In Lessinia si è sempre munto latte e fatto formaggio.
Che cosa ha rappresentato per te il tuo prozio Amadio? Ma guarda, per me era quasi un nonno, nel senso, anzi, era un nonno, in quanto il nonno paterno io non l'ho mai conosciuto. E quindi c'era questa figura qua che girava sempre qua in casa dei miei, che per me era il nonno, quindi mi ha insegnato veramente tanto e soprattutto mi ha trapassato la dedizione al lavoro ogni giorno. Quindi hai imparato da lui i segreti del mestiere o la passione? La passione, diciamo, i segreti, lui se n'è andato quando che io avevo 13-14 anni, quindi diciamo era ancora un po' troppo giovane per proprio lavorarci insieme, però i valori, la passione, insomma quello che faceva lui, chiaramente io lo vedevo e quindi questo mi è rimasto tutto. Ogni famiglia del Monte Veronese ha la propria storia, come dicevo all'inizio, ed è una storia profondamente legata al territorio, ovvero alla Lessinia. Lo era per Amadio, lo era per i genitori di Davide e di Nicola, adesso lo è anche per loro. Ma nel loro caso io mi sento anche di parlare di resilienza. Perché? Perché vivere e lavorare in Lessinia non è così semplice, perché per quanto bello e affascinante sia questo contesto ambientale, indiscutibilmente viverci tutto l'anno non sempre è agevole. Ma loro hanno scelto di rimanerci, nonostante queste difficoltà ambientali, nonostante qualche insidia di mercato, nonostante anche qualche vicissitudine che li ha toccati da vicino. C'è stato un incendio tanti anni fa, da quale si sono risollevati brillantemente. In ogni caso, loro due, giovani, hanno deciso di continuare a restare qui, per la ragione detta all'inizio, ovvero per amore verso il territorio e questo lavoro. Beh, per noi è una forma di forte orgoglio. In quanto e soprattutto per portare avanti questa attività qua non avremmo potuto fare altrimenti, nel senso che il latte è locale, trasformiamo il latte del posto e ci sentiamo parte del territorio, quindi della filiera del territorio anche noi. Senti Davide, il Monte Veronese quindi che valori esprime? Qual è l'unicità di questo formaggio? Cerchiamo di metterci tutta la passione che abbiamo, la tradizione e i valori che ci hanno trasmesso i nostri avi, la fatica, la dedizione al lavoro, il rispetto della natura e poi anche i valori quali la famiglia, quali i valori diciamo di una volta e noi, dei quali noi ci sentiamo parte. È importante questo per voi? Il lavoro in famiglia è un elemento essenziale nella tua azienda, Davide? Assolutamente sì, la nostra è un'attività familiare e nata come attività familiare, tuttora un'attività familiare che si è saputa un attimino articolare, logicamente abbiamo dei dipendenti, però per noi è sicuramente il punto forte, quindi l'andare d'accordo e anche a volte discutere, ma sono discussioni sane per poi portare avanti insieme diciamo quello che sono gli obiettivi della nostra azienda. Forse anche questo è uno degli elementi di unicità del Monte Veronese, perché alla fine che gli altri produttori sono famiglie. È un valore aggiunto? Sì, penso che questo sia proprio un valore aggiunto. Se dovessimo descrivere Monte Veronese è proprio formaggio fatto da attività familiari e quindi semplice come una volta. E questo è il campione, cavallo di battaglia? Questo è il nostro cavallo di battaglia, sì. Il Monte Veronese di Maiga, ovvero prodotto solo d'estate. Certo. Con il latte degli alpeggi, con il latte delle malghe, che raccogliamo sempre tutti i giorni. Il colore dice già tutto. Diciamo che la cosa che risalta è innanzitutto il colore. Giallo, perché dato dal beta-carotene presente nell'erba, le mucche cibandosi dell'erba fresca perché sono al pascolo. Certo. E poi lo trasferiscono, il beta-carotene si trasferisce nel latte, quindi la prima cosa che balza all'occhio è il colore. È il colore, ma oltre a sapere è anche buono, no? Le anche buono, sì, senz'altro, esatto. E poi diciamo che fa anche bene rispetto a un formaggio normale. Cosa succede? Chiaramente tutti i formaggi hanno colesterolo, ma qua c'è del colesterolo buono. I grassi insaturi sono maggiori in maggior quantità rispetto certo. agli altri formaggi e quindi diciamo fa bene mangiarlo. E dopo è ricco di omega 3 e di altre proprietà diciamo che fanno bene alla salute. Lo sapevo che stavo facendo un viaggio in un centro di benessere, lo sapevo. Si trova qui a Rovereto. Io ringrazio Davide, grazie Nicola.
Ci vediamo alla prossima cantierata, non so se ancora qui in Lessinia, ma comunque continuate a seguirmi, mi raccomando. Adesso, Davide, questa piattaforma qua, Le mele la tastemo? le taglia... Sì, dai. eh. Sì, no, Ciao ragazzi, non fammi male. taglia, andiamo.